Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buonasera a tutti, oggi sono collegata a distanza ma comunque sono con voi e bentornati a tutti quanti. Abbiamo qui ospite un carissimo amico ormai di Radio Libertà, è stata la prima intervista che abbiamo realizzato da quando è tornato in auge il caso Garlasco ed è tornato a trovarci telefonicamente. L'ex maresciallo dei carabinieri della stazione di Garlasco, comandante era della stazione di Garlasco proprio quando avvenne il fatto, Franco Marchetto. Bentornato Franco. Buonasera Laura, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi facciamo questa prima mezz'ora dedicata a questa prima parte della puntata dedicata a Garlasco per tirare un po' le fila di quello che probabilmente a breve non sarà più un giallo, speriamo. Cioè sembra che si stiano un po' dipanando le matasse e stanno per arrivare i nodi al pettine, nel senso che comunque diciamo, la scadenza dell'indagine attuale della Procura di Pavia, coordinata dal procuratore capo Fabio Napoleone, sia fissata più o meno i primi di febbraio, che è il giorno della notifica ad Andrea Sempio, appunto nuovo indagato dell'avviso di garanzia, però anche se ci sarà una breve, sembra che potrebbe esserci una breve proroga per completare proprio degli accertamenti che comunque sono in via di completamento. Questo è quello che sappiamo, ma non possiamo sapere altro perché, come sapete, la procura è molto abbottonata. Però mentre la procura è molto abbottonata, qui si sta scatenando una guerra vera e propria, cioè a botta di consulenze, di depositi, di atti, eccetera, eccetera, tra la difesa di Stasi, che in questa indagine, ricordiamo, è parte interessata in quanto Stasi è nel capo di incolpazione in concorso, ma semplicemente perché cioè era un atto dovuto in un certo senso anche per sentirlo, per risentirlo, cosa che hanno fatto. La difesa, la famiglia, quindi la parte offesa che è stata parte civile nel procedimento nei confronti di Stasi, quindi la famiglia Poggi, e più diciamo tra la difesa di Stasi e la difesa dei Poggi, che a quanto ha detto l'altro giorno l'avvocato Compagna in televisione è anche difesa di Sempio, a questo punto si associa alla difesa di Sempio, mentre la difesa di Sempio in un certo senso sta un po' a guardare in questo momento. Ecco, Franco, ti è mai capitato nella tua vita professionale di trovarti davanti a un ginepraio del genere? No, sinceramente non mi è mai capitato, ma quello che mi dispiace è che a distanza di 18 anni qualcuno si poteva prendere la briga di dire alla parte civile che Stasi era stato condannato. E questa mi sembra una grossa mancanza, che nessuno li abbia avvisati. No, anche perché sappiamo in Italia non si può Laura, essere processati due volte. Ti spiego anche perché. Perché da come hanno parlato in una trasmissione su una domanda di Rita Cavallaro, sì, dove l'avvocato Campagna proprio ha detto tranquillamente che loro sarebbero quasi difensori anche di Sempio, ma allora perché fare questa ricerca sul computer di Stasi? Non dimentichiamoci che questo computer è stato visto, rivisto, stravisto. Sì. Forse se volevano andare a cercare qualcosa, forse dovevano fare quella consulenza sul computer della povera Chiara. Ecco, a proposito di questo, ti fermo un attimo, volevo ricordare ai radioascoltatori
che è proprio questo il Busilis in questo momento, in realtà l'abbiamo tirato anche fuori noi di Giallo a maggio scorso, quando avevo sentito i periti, ex periti appunto, quelli che avevano trovato l'alibi del computer nel computer di Stasi, per Stasi, Porta e Occhetti, che mi avevano detto: guarda che è molto più interessante quasi il computer di Chiara Poggi, e mi avevano inviato delle ricerche che erano state fatte appunto alquanto particolari, Pretin, Garlasco, Sesso, Garlasco eccetera, dicendo che quelle erano ricerche fatte durante i giorni in cui Chiara era a Londra, oppure nei giorni in cui lei lavorava, nelle ore in cui lei lavorava, quindi sicuramente che non erano di Chiara. Poi io recupero la consulenza di Reale e ho fatto un altro articolo infatti su questo, e guardo insomma quello che c'era in quel computer, che in effetti era stato in un certo senso guardato, ma più di tanto non erano state valorizzate delle ricerche che adesso stiamo tra l'altro esaminando tutte, e sono forse molto più raccapriccianti, così uso questo termine che ormai è diventato così, è stato sdoganato, delle fotografie dei culi, scusatemi, sul computer di Alberto Stasi. Ecco, quindi cosa succede? Che a un certo punto i Poggi dicono: facciamo una consulenza ulteriore per dimostrare che Chiara, sto benedetto movente che non è mai stato stabilito nemmeno per legge, aveva aperto sta benedetta cartella con i file, vabbè. Allora a quel punto i Poggi gli Stasi non ne hanno potuto più, la difesa di Stasi, perché si va a rivangare su qualcosa che è assolutamente inutile nell'attuale procedimento, per esempio, almeno così mi sembra. Io non sono un avvocato, ma mi sembra assolutamente inutile, e dicono: a questo punto diamo noi mandato ad un nostro consulente che stabilirà una volta per tutte finalmente che sta cartella non è stata aperta, ma anche a questo punto noi chiediamo di andare a vedere il computer di Chiara, e lì si associa la difesa di Sempio, che dice: va bene, sì, facciamo un incidente probatorio su questo. Ecco, tu come la vedi, Franco, tutta questa vicenda? Perché i Poggi, questa è la domanda delle domande, perché i Poggi insistono così tanto nel difendere Sempio? È sempre, cioè, ovvio che sappiamo che loro si accontentano di questa sentenza, però perché insistere poi per difendere Sempio e non volere una nuova verità eventualmente? Guarda, questo su rispondere, mi posso collegare a un messaggio vocale che ho sentito un po' di tempo fa da parte di Paola K, per cui potrei prendere anche in considerazione quello che dice questa ragazza. Anche perché non capisco, sinceramente ripetici cosa dice, ripeticelo tu cosa dice. Praticamente dice che in un certo qual modo questa famiglia viene soggiogata dall'avvocato. Adesso non so le parole precise, ma il senso della frase era questo. E allora qua si potrebbe pensare in maniera logica, ma io quello che non capisco, se anche volessero prendere le difese di Sempio, ma perché andare sul computer di Stasi? Stasi è stato condannato, sta scontando la sua pena. Se anche dovesse saltar fuori qualsiasi cosa, non può essere condannato 2 volte per lo stesso reato. E mi meraviglio di questo, perché l'avvocato Tizzoni dovrebbe saperlo questo. Il principio del ne bis in idem, no? Allora a questo punto, se eventualmente volessero anche prendere le difese di Sempio, problemi loro, andiamo a visionare l'altro computer, perché eventualmente è l'altro computer dove si potrebbe vedere qualcosa, e dove eventualmente possiamo pensare che Sempio eventualmente con il fratello ci ha messo le mani sopra. Mai e poi mai Sempio avrebbe potuto mettere le mani sul computer di Stasi. Certo. Questo è un dato di fatto. Sì, bravo, infatti, perché dimenticano tanti che l'indagato è Sempio. Ma senti un attimo, ma cosa si dice a Garlasco? Abbiamo visto tutti il servizio delle Iene,
di Alessandro De Giuseppe, che ha trovato questi testimoni che di nuovo confermano un po' la versione di Moschitta. Anch'io diciamo vengo a sapere delle cose di testimoni, ovviamente noi non possiamo fare niente perché la procura comunque non direbbe mai se ha sentito delle altre persone, comunque tantomeno ci direbbe cosa hanno detto, eccetera. Però mi sembra che un po' la gente a Garlasco si sia un po' sciolta di più. Cosa ne pensi tu che sei lì, che il mood qual è? Beh, la dimostrazione che in questo periodo siano saltati fuori più di un testimone è già una risposta alla tua domanda. La gente ci domanda anche come mai la famiglia Poggi non sia allineata con la procura che vuole la verità, ma sta facendo delle indagini per suo conto. Queste sono le domande che vengono fatte qua in Garlasco. Poi ti faccio una domanda tecnica, so che poi devi andare dal tuo nipotino, però ti faccio una domanda tecnica. Tu che comunque ovviamente da comandante della stazione sei entrato in quella casa, hai visto quella scena, ecco, cosa pensi della nuova teoria del consulente dei Poggi, sempre che, ricordiamolo per chi non lo conoscesse, comunque Dario Redaelli, un poliziotto di esperienza, era stato ospite anche qui a Radio Libertà, che peraltro era il braccio destro della Barbaini durante il processo di appello bis. Questo è un particolare comunque da non dimenticare. Ecco, il consulente dei Poggi ci dice che lui sta nella sua rivisitazione un po' della scena del crimine sulle fotografie, avrebbe individuato come punto iniziale dell'aggressione la cucina. Lo stesso Garofano, che era comandante dei RIS, dice no, cioè questo no, è una sua teoria, ma noi abbiamo stabilito che non è così. Tu cosa ne pensi? Ma cosa cambia? Sì. La domanda è perché tutta questa serie di accertamenti su chi? Su Stasi. Ma quando dico ricordiamogli a questa gente che Stasi è dentro, adesso si sta procedendo per esempio in concorso con persone allo stato ignote. Ovvero, tra l'altro loro, scusa, non si dovrebbero costituire non avrebbero potuto farle all'epoca, saltano fuori dopo 18 anni a fare tutti questi accertamenti? Perché la domanda viene spontanea. Scusate, adesso, ma prima eravate anche voi i consulenti, Ma scusa un attimo, ma un'altra cosa dico, ma loro si costituiranno, cioè poi in paese invece, a parte quindi tutti si fanno questa domanda, ma qualcuno è riuscito a parlarci con loro? A sapere il loro punto di vista o sono chiusi, non parlano con nessuno? No, guarda, qua in paese prima si vedevano spesso volentieri, adesso si vedono sempre di meno, ma soprattutto che domande vuoi fare? Beh, stanno facendo una serie di accertamenti che qualche anno fa avevano una logica di indagine, perché sicuramente qualche anno fa avevano sicuramente una logica di indagine, ma adesso, a distanza di 18 anni, dopo che Stasi è stato condannato, dopo che Stasi sta scontando la sua pena, ma perché tutta questa serie di accertamenti? E questa è la domanda. Perché? Cosa si vuole dimostrare? O non si vuole uscire dal solito seminato? Parliamo di Stasi e tutto va bene? C'è qualche motivo forse? Questi saranno dei motivi che lo sanno loro. Ma invece su quel video... Quello sicuramente. Prima di lasciarti andare ti volevo chiedere invece su quel video famoso che poi ha attestato, diciamo, un link tra Sempio e Chiara, nel senso che c'era sto video scaricato fatto a scuola da un amico e scaricato sul computer di Marco Poggi, un video con Andrea Sempio ai tempi, no? All'epoca. Cosa si dice su questo? Niente, è un video che è stato fatto sicuramente da un telefono cellulare
e poi riportato sul computer della povera Chiara. Però comunque è un video che era sul computer della povera Chiara, non di Stasi. Per cui ripeto, eventualmente ci sono da fare delle perizie a conferma di qualcosa. Secondo me è su quel computer che sono da fare, non su quello di Stasi. Perfetto. Tu invece rispetto poi a questa vicenda del computer, ti ricordi, no? Che è saltato fuori ancora una volta che venne arraffato praticamente subito, senza poi tutti i verbali delle varie operazioni, e qui sappiamo. Su questo tu ricordi questa circostanza, ricordi questa cosa del computer o non la ricordi? Del computer di Chiara, nel modo più assoluto. Non ricordi? Ma non lo ricordo, ma non lo capisco neanche. Non lo comprendo. No, lo prestero questo computer, questo Sai lo ricordi cosa che lo pensando? Sai cosa sto pensando a distanza di 18 anni? Che c'è un po' da rivisitare quelle che vengono definite cappellate, secondo me. Perché non vorrei che in tutte queste cappellate, non fossero proprio cappellate, qualcuno, magari, è la mia opinione personale, magari non ci sia della malafede o del depistaggio. È un po' strano, no? Perché qua si vuole tutto giustificare con cappellate, però arrivati a un certo punto, se noi queste cappellate le trasformiamo in depistaggi, c'è un senso logico anche in quello, non dimentichiamo. Ovvio che se fosse così, Franco, certo, si ristabilirebbero tante verità, però a livello anche penale non potrebbero mai pagare le persone che le hanno fatte, no? Questo è quello che mi dispiace, sinceramente. Perché è passato tanto tempo. Questo mi dispiacerebbe molto. Nel frattempo eri già stato esautorato da questa indagine e hai pagato con... Però c'è da dire una cosa, se si dovesse riuscire ad arrivare a dimostrare quello, già il fatto di aver dimostrato che non erano cappellate, secondo me bisognerebbe un plauso alla procura, a questa nuova procura. Penso che lo vogliano fare, ecco, lo vogliano fare. La loro intenzione è mettere un po' in ordine tutto, andare fino in fondo, di tutto quanto, perché poi, insomma, poi sappiamo che non è solo questa l'inchiesta e sappiamo anche tutto quello che c'è dietro e sul quale stanno indagando, ovviamente, anche a Brescia, tra l'altro. Io mi auguro che salti fuori su tutti la giusta verità, non una verità. Assolutamente. Come è a questo giro, mi auguro che si arrivi a prendere il colpevole o i colpevoli e non un colpevole. Certo. Diciamo che la tua sensazione è che chiederanno una proroga, si andrà avanti oppure stanno per arrivarci? Ma guarda, la mia sensazione è quella che stiano per arrivare. Poi eventualmente se dovessero chiedere una proroga ci sta. Va bene uguale. Hanno da vedere un sacco di carte, hanno da fare un sacco di cose. Però io dico una cosa alle persone fiduciose, abbiamo aspettato 18 anni, se dobbiamo aspettare ancora qualche mese per vedere finalmente che salti fuori la verità, aspettiamo in silenzio e lasciamo lavorare gli inquirenti. Va bene, è giusto. Grazie Franco. Prego Laura. Alla prossima. Ciao, buona serata a tutti. Ciao, grazie. Ecco, avete sentito, insomma, abbiamo proprio voluto chiedere a Franco Marchetto qual è il mood a Garlasco, anche se anch'io personalmente ci sono tornata e vi devo dire che c'è più gente che parla, ovviamente le testimonianze lasciano il tempo che trovano dopo 18 anni, qualora
non vengono incrociate con altri dati, per cui io credo che poi la procura questo farà o questo sta già facendo. Sicuramente ci sono delle testimonianze importanti che hanno già assunto parecchio tempo fa, sicuramente ci saranno anche delle intercettazioni interessanti, anche precedenti al momento in cui noi abbiamo saputo dell'apertura dell'indagine. Ricordiamo, l'apertura dell'indagine ufficialmente è stata comunicata quando Andrea Sempio è andato a dare il DNA a Milano, quindi a marzo dell'anno scorso, però in realtà l'indagine andava avanti da ben più tempo, quasi da un anno prima, sì, diciamo più o meno dall'inizio dell'autunno del 2024, per cui sicuramente c'è qualcosa che noi non sappiamo e non dobbiamo sapere. Certo, questo può dare molto fastidio a tanti, anche a delle parti che vorrebbero sapere la verità. Hanno alzato la testa finalmente dopo tanto tempo, in un certo senso, gli avvocati di Stasi, stanchi un po' di sentire in continuazione anche un po' offendere dal punto di vista personale, sessuale il loro assistito, laddove poi il movente su questi famosi video non è mai stato provato, per cui non capiscono. Ho parlato con Giada Bocellari, che appunto mi conferma che non capiscono perché si continui ad andare su questo, ma a questo punto hanno dato a disposizione anche loro ad un consulente, quindi a breve avremo questa consulenza anche della difesa Stasi, che si prepara ovviamente alla richiesta di revisione in attesa della chiusura di questa indagine a Pavia, che quindi prevediamo per la primavera a questo punto, se non a febbraio, e noi continueremo a seguire il caso. Adesso nella seconda parte, adesso facciamo un minuto di pausa, ma nella seconda parte parleremo invece con una esperta di violenza giovanile, perché il caso di Aba, cioè il ragazzo di La Spezia ucciso dal coetaneo a scuola, addirittura con un coltello, è la punta dell'iceberg di decine di aggressioni, di omicidi, ma anche di tentati omicidi tra i giovani, per cui parleremo di questo tema nella seconda parte della puntata. Tra un minuto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Non sono un sex symbol, ma sono un artista. Con Hugh Jackman. Non voglio fare la parrucchiera, voglio solo cantare, brillare. E Kate Hudson, candidata al Golden Globe. Dovremmo chiamarci Lightning and Thunder. Tratto da una storia vera. Song Sang Blue, una melodia d'amore. Dall'8 gennaio al cinema. Ci vediamo in scena. Il tuo mandato sta per finire, papà. Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica. Scritto e diretto dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. Tony Servillo, Anna Ferzetti. La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni? La Grazia, dal 15 gennaio al cinema. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Eccoci, siamo tornati alla seconda parte di Giallo Radio Club. Adesso parliamo di una vicenda che ha scosso davvero tutta l'Italia in questi giorni, l'omicidio di Abanub Aba Youssef, un ragazzo di 18 anni all'interno dell'istituto scolastico Domenico Chiodo di La Spezia da parte del compagno di scuola Afif, scusate, leggo i nomi perché sono complicati, Atif Zuhair, che l'ha colpito in pratica con un coltello bello, con una bella lama da 22 centimetri, un coltello da cucina che si era portato da casa. Perché l'avrebbe colpito? Perché aveva guardato delle foto di quando erano ragazzini della sua fidanzata, un'onta che bisognava lavare. Secondo indiscrezioni, la lama ha toccato organi vitali subito e quasi con un colpo mortale subito al polmone sinistro ha provocato l'emorragia. Queste sono le risultanze dell'autopsia. Ecco, la vicenda ovviamente ha portato all'arresto naturalmente di Atif, che dice il GIP ha agito con brutalità e disinvoltura. Mi sembra di sentire un po' le parole dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quei minorenni e di quei maggiorenni monzesi che avevano colpito tanto per in zona Corso Como meno di 2 mesi fa un altro ragazzo di 22 anni, un boccognano di 22 anni. Ecco, le parole sono le stesse, cioè violenza, violente disinvoltura, peculiare brutalità, allarmante violenza. Ne parliamo con Mioli Chung, psicoterapeuta e molto esperta un po' del mondo dei minori, insomma, e quindi benvenuta Mioli. Grazie mille, grazie Laura, un saluto a tutti. Allora, questo evento ha scatenato ovviamente di tutto. Prima da una parte si parla ovviamente da parte del Ministero di mettere i metal detector nelle scuole per evitare che si portino le armi, visto che non è la prima volta. Dall'altra i compagni di scuola hanno protestato davanti all'istituto Chiodo colpevolizzando anche gli insegnanti, gli educatori, perché di fatto questo ragazzo era seguito dai servizi sociali, era già stato attenzionato, però quello che ci sconcerta di più è come sia possibile tutta questa violenza oggi tra i giovani. Tu che idea ti sei fatta? Beh, dobbiamo però distinguere in maniera significativa il singolo atto di cronaca che giustamente stiamo commentando, ma da un fenomeno invece secondo me che è cresciuto, che si è visto crescere anche nei giorni nostri di violenza giovanile e soprattutto secondo me contestualizzare questi momenti di diciamo estrema violenza, perché come giustamente hai detto tu non sono solamente omicidi o aggressioni, ma sono aggressioni cruente molto forti, dettate però principalmente da qualche cosa che non nasce dal nulla, perché è un po' il racconto che non so come dire, il raptus, il momento di follia, la situazione che esplode come se fosse un interruttore che improvvisamente si accende, e invece per noi clinici questo non è la realtà. Non può essere ridotto a una piccola casa o un momento di nervosismo, di rabbia. Possiamo dirlo che la maggior parte ovviamente di questi agiti aggressivi hanno dei precedenti, hanno dei campanelli di allarme e spesso mi sento anche di dire che non dico che potrebbero essere probabilmente anticipati e risolti tutti, evitati, però sicuramente diciamo la colpa maggiore, se vogliamo chiamare di colpa maggiore di noi adulti, è non intercettare questo tipo di campanelli di allarme. Eh sì, anche perché in questo caso, allora torniamo a questo caso, si dice che questo ragazzo avesse, lui arriva dal Marocco, viene lasciato solo fino a 15 anni in quel paese, poi i suoi genitori lo vanno a prendere e lo portano in Italia. E qui diciamo lui sembrerebbe mostrare un carattere introverso, dedito addirittura all'autolesionismo, insomma, con varie problematiche. Viene comunque seguito questo ragazzo. Come è stato possibile che per un motivo così futile, perché adesso poi la futilità del motivo è un aggravante che comunque porterà ad una pena pesante se si andrà
successo, ovviamente. Sì, probabilmente, allora, come non si è potuto evitare? A volte spesso capita che anche ragazzi seguiti per una questione, questo lo dobbiamo dire in maniera molto onesta, anche di mancanza di personale, di orari, di tempo da dedicare a questi ragazzi. Perché? Perché in famiglie magari più fragili, in situazioni di fragilità psichiatrica del ragazzo, quindi parliamo anche già di condotte autolesive in cui il ragazzo comunque si faceva del male, quindi un inquadramento psichiatrico sicuramente sarebbe potuto essere opportuno, ma poi lo dobbiamo dire, insomma, la coperta è sempre troppo corta e educatori ne abbiamo pochi nelle scuole, insegnanti che siano specializzati in questo tipo di disagio non ne abbiamo, perché lo dobbiamo dire, il Ministero non forma per questo tipo ovviamente di supporto, insegna a spiegare italiano, inglese, matematica, ma poi a intercettare un disagio giovanile così alto diventa molto 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 complicato. Quindi da questo punto di vista si poteva evitare, avevamo tra virgolette dei campanelli, sì, ma non possiamo ridurre tutto a un mero non so come dire, diagnosi a distanza, un dare la colpa a una diagnosi e a un qualche cosa che non è seguito. Lo dobbiamo dire, in questo momento la violenza dei ragazzi è dettata fondamentalmente da un'incapacità di esprimere le loro emozioni con la parola, ma la loro modalità di espressione emotiva passa tutta attraverso il corpo, attraverso l'atteggiamento, attraverso il come ti vesti. Noi abbiamo parlato per tanto tempo, anche in questo caso anche con te, Maranza, persone che si etichettano con un certo tipo di abbigliamento, che portano la lama, come si suol dire, i ragazzi che girano armati. E quindi anche questo secondo me è non so come dire, è un valore, è una tipologia di indicazione che noi dobbiamo contare e dobbiamo guardare in maniera importante. E poi la grande assente di questo, diciamo, di questi ultimi anni, la famiglia. Questo dobbiamo dire, infatti, le famiglie sempre più fragili. Io proprio su questo volevo, perché si dà sempre la colpa alla scuola, adesso non so quanto servano poi queste misure del metal detector. Il professor Crepè, ho sentito intervistato in televisione in questi giorni, ha detto più che metal detector dovremmo magari aiutare di più i ragazzi a leggere, a sognare, a immaginare, ma questo ovviamente non può farlo solo la scuola. Io lo dico da insegnante perché insegno anche, non si può dare solo la responsabilità alla scuola, bisogna darla alla famiglia anche. Allora, nel caso di questo ragazzo abbiamo una situazione familiare particolare che non giustifica assolutamente quello che ha fatto, ovviamente, ma nel caso di quei ragazzi di Monza che hanno accoltellato il Boccognano in zona Corso Como, nel caso delle ragazzine che avevano lì, che hanno preso, hanno distrutto una struttura per il ping pong in un oratorio nel milanese, ecco, ne avevamo parlato insieme di questo fatto. In quel caso secondo me è più la famiglia, no? Non so, io lo dico da mamma e da insegnante. Cosa si può io fare? Dico che, allora, la prima, noi dobbiamo dirlo che in maniera molto anche forse forte, la prima situazione, la prima agenzia educativa deve rimanere la famiglia, punto. Poi ovviamente arriva la scuola, può arrivare l'oratorio, può arrivare il maestro di sci, di tennis, di calcio, ma la prima agenzia, e sulla quale mi sento di dire in maniera molto forte, abbiamo grandemente disinvestito. Metal Detector personalmente lo ritrovo un fallimento educativo, perché tu fai l'insegnante e io mi occupo veramente a stretto contatto con le scuole e con gli adolescenti. Con tutto rispetto, pensi che un'aggressione possa avvenire solamente se non hanno un coltello in mano? Ci sono ci sono mille altri modi per poter far male a un ragazzo, per bullizzare un ragazzo, per poter ferire. E quindi, insomma, sì, possiamo disarmarli a scuola dal coltello. Altra cosa, abbiamo un dato importante da dire: una grandissima parte di aggressioni con il coltello non avviene all'interno delle mura scolastiche, avviene all'interno delle piazze, avviene all'interno di situazioni dove, e tu che sei insegnante lo sai bene, abbiamo un abbandono scolastico altissimo in questi ultimi anni, come mai prima d'ora. E ovviamente i ragazzi di 14, 15, 16 anni che non accedono al mondo del lavoro perché ovviamente non ancora in età, ma che non studiano,
Dove li ritroviamo? Li troviamo per strada, a fare quello che, tra virgolette, imparano nel gruppo, aggregarsi ovviamente in una maniera, possiamo dirlo anche, poco funzionale, poco strutturale, spesso e volentieri anche delinquenziale. Tu credi che diciamo questa modalità adesso poi si moltiplicano i casi di ragazzini che picchiano perché l'altro avrebbe, cioè, portato queste motivazioni futili, cioè ha visto male la mia ragazza, cioè delle cose da medioevo per quanto mi riguarda. Credi che insomma anche da questo punto di vista è pericoloso per l'escalation poi di quello che succede anche dopo, no? Quando diventano grandi? Beh, insomma, il femminicidio e le violenze all'interno dei contesti, diciamo, familiari, e penso che sia una naturale conseguenza di situazioni di disagio e di violenza scaturite in adolescenza, quindi un'incapacità di relazionarsi col prossimo, ancora di più con la fidanzatina, con il primo amore, diciamo, che hanno in questa età adolescenziale. A me ha fatto molto specie il fatto che un ragazzino di 18 anni sia andato a colpire il rivale in amore, come se insomma a 17 anni questo fosse un'onta di disonore. E qui però rientro alla domanda che tu mi hai fatto. Non c'è un'aggressione e una violenza realmente dettata da un bisogno, cioè tu hai citato i ragazzi che hanno accoltellato, i ragazzi di Monza che hanno accoltellato quel ragazzo di 22 anni. Della Bocconi, lì non c'era motivo proprio. Niente, 50 euro, 50 euro dal portafoglio che con tutto, oppure guarda, io ho tanti pazienti che ovviamente seguo, che mi dicono che a volte cercano la rissa, cioè la richiesta è banalmente hai una sigaretta, tu rispondi no perché non fumi, perché non ce le hai, e allora è il motivo, è la motivazione per cui a quel punto il branco ti può aggredire, ti può picchiare, ma nella tipologia di reato non c'è il furto, non c'è lo scippo, non c'è tutta la dietrologia del accaparro, no, non so come dire, creo una mia identità, una mia figura. Il branco ovviamente si muove in maniera molto più forte, molto più aggressiva, perché spesso e volentieri, lo dobbiamo dire, non si muovono mai da soli. Questo è inevitabile. Si trova forza, nel gruppo si trova forza, no? Abbiamo visto anche delle ragazzine molto molto piccole che hanno aggredito delle compagnette, io ricordo anche episodi, insomma, l'anno scorso, vabbè, quest'anno poi c'è un episodio invece di 3 ragazzine di 12 anni addirittura aggredite a Bologna da un altro gruppetto di ragazzi, e delle volte sono gruppetti di ragazze anche che cioè ecco, lì vuol dire che proprio la violenza è qualcosa quasi di normale, cioè usare le mani per qualsiasi cavolata è normale, no? Assolutamente sì, e l'altra cosa che è un po' uno stereotipo un po' falsato che abbiamo è che le ragazze siano carine, gentili, educate e non violente, il ragazzo invece è turbolento, aggressivo. Invece l'escalation di violenza e di bullismo femminile è cresciuta in maniera molto forte. Tantissime ragazze, oltre ai ragazzi, girano armate. Non è così, diciamo, strano trovare ragazze che si aggrediscono a vicenda, anche in questo caso sempre per futili motivi. Hai guardato il mio ragazzo, ti sei vestita con il mio stesso vestito, hai parlato con un'amica, hai detto qualcosa, hai scritto un messaggio sui social che non mi è piaciuto, e a quel punto la miccia che fa accendere l'aggressione è molto molto futile. Senti, poi volevo chiederti proprio da psicologa se mi potevi dare una lettura insomma di quello che ha detto la ex fidanzata di questo ragazzo che adesso è in carcere. Ovviamente il fermo è stato convalidato, anche perché sembra che proprio, insomma, la violenza sia stata anche ben mirata, cioè un colpo solo mortale, no? La ex fidanzata dice che non andrà ai funerali del povero Aba il 22 gennaio nella cattedrale di La Spezia perché lei si sente odiata. Dice: lui mi ha mostrato il coltello
tinto dal sangue di Aba. Avevo perso tutte le emozioni, mi chiedevo chi avessi di fronte. Lo conoscevo dalla terza elementare, un ragazzo simpatico, eravamo amici, quello la vittima ovviamente, un ragazzo solare, aveva un caratterino che ad Atif non andava giù. Ecco, il sentirsi in colpa di questa ragazza e magari anche di altri amici, perché insomma sembra che l'avessero capito che tipo fosse questo Youssef, questo sentirsi in colpa come potrà essere superato da questa ragazza? Tanta psicoterapia, tanto supporto, spero ovviamente che la famiglia la possa aiutare, anche perché volere, nel senso, involontariamente è diventata il pomo della discordia, cioè colei che ha fondamentalmente, in maniera assolutamente irrazionale e stupida, ma causato la morte di questo ragazzo solamente per aver avuto un'amicizia con un altro compagno di classe. Ecco, questo poi è l'aspetto di tutta diciamo, di chi vittima, di chi non muore, ma chi resta e si porta invece dietro dei traumi, e in questo caso sicuramente sarà un disturbo post-traumatico da stress, soprattutto perché l'aver fatto vedere anche il coltello è un gesto anche molto simbolico. È come se ti avessi portato il cuore del rivale, non so come dire. Sì, ma c'è una roba da Medioevo, mi immagino i chanson de Roland, capito? Le chanson de Roland, Orlando che va da Rinaldo a fargli vedere, no, mi sembra la stessa cosa. Esattamente, così, esatto. Possiamo dirlo però che spesso e volentieri adesso soprattutto, essendo i ragazzi molto giovani, questa è una cosa neurobiologica, quindi giustamente chi non è addentro, ma lo sviluppo cerebrale di un ragazzino, questo è anche un po' per comprendere che cos'è che muove questo tipo di comportamenti, è dettato dal fatto che nella crescita del cervello, proprio delle connessioni neuronali di un ragazzo, il cervello, l'amigdala, è molto attiva, è molto reattiva, è quella che controlla le emozioni, il cervello emotivo. Mentre invece il controllo razionale, quindi quella parte del cervello, la corteccia prefrontale, in adolescenza è ancora immaturo, deve ancora svilupparsi. E quindi che cosa abbiamo? Abbiamo ragazzi molto impulsivi per natura, per caratteristica neurobiologica, ma poco razionali. Pian piano crescendo, ovviamente, il cervello invece più razionale dà una spiegazione razionale all'emotività, dei ragazzi. In questo momento i ragazzi non hanno nessun freno, e questo è il grosso problema, perché la loro attività istintuale, che ha questa caratteristica di esplosione delle emozioni da un lato o dall'altro, quindi parliamo di emozioni negative ma anche emozioni positive, non viene veicolato. Da chi dovrebbe essere veicolato? E quello che insomma, che dica che si debba leggere, non sono tanto d'accordo. A mio parere bisognerebbe molto più parlare, ascoltare quali sono i pensieri di questi ragazzi, perché l'unico confronto che purtroppo i ragazzi hanno sono i pari età, la peer education, l'educazione tra pari. E come puoi ben immaginare, perché siamo state ragazzine anche noi, perché abbiamo anche noi avuto magari chiedere, non so come dire, chiedere all'amichetta qualche consiglio, ma l'amichetta ne sapeva meno di noi. Il rischio grosso è che, confrontandosi tra pari, vengano fuori delle idee che assolutamente non sono attinenti alla realtà, con un'idea faccio l'ipotesi, tu parlavi di Medioevo e io sottolineo in maniera forte quello che stai dicendo. I ragazzi e le ragazze di adesso, 16, 17, 18 anni, hanno l'idea che il ragazzo che ti controlla il cellulare per sapere dove stai andando sia amore. Sia amore. Hai capito? Cioè la ragazza che viene da me dice mi ama così tanto che ho condiviso una posizione, così sa sempre dove sono, perché così lui mi protegge. Capisci la irrazionalità di questo pensiero? Lui non si è pentito assolutamente finora, no. E non penso lo farà, ma secondo te per lui ci sarà possibilità di un recupero e come? Perché il problema poi è questo, che lui è in un carcere per maggiorenni perché è maggiorenne e sicuramente adesso vedremo come andrà la sua difesa, non sappiamo ancora molto, sicuramente ha delle aggravanti. Però.
Però possiamo immaginare che verrà chiesto una perizia psichiatrica, perché vabbè, lo fanno tutti, non si nega a nessuno. Non si nega a nessuno, e oltretutto lui ha un passato, nel senso che ci sono episodi precedenti, quindi non è una cosa che chiediamo così, chiederà sicuramente la perizia. Tu credi che ci potrà essere un percorso per lui? Beh, io posso dirti, Laura, onestamente, io spero che ci possa essere un percorso, perché ormai sono tantissimi ragazzi che sono in carcere non più per reati, io non voglio dire meno importanti, ma reati di aggressione e di violenza nei confronti delle persone. E tra 10 anni, 15 anni, 12 anni, poi gli anni poi, come al solito, Laura, sai benissimo che le sentenze ci stupiscono sempre, però sono ragazzi che entrano a 18, dovessero fare anche 20 anni di carcere, a 40 anni sono fuori, sono liberi e hanno ancora tutta una vita, e quindi spero che il percorso carcerario possa essere di altrimenti peggiorerà solamente la situazione quando uscirà. Assolutamente solo. Il problema, e questo è l'altro grande tema, che come facciamo fatica, e quindi i servizi nella scuola, i servizi di psichiatria sono scarsi, i servizi di recupero all'interno delle carceri, cioè abbiamo il carcere di Bollate che è sicuramente un'eccellenza perché per noi, però possiamo dire che sotto al carcere di Bollate abbiamo tanti istituti penitenziari che annaspano, che sono sovraccarichi, che non riescono a gestire nulla, neanche le situazioni oggettivamente molto più gravi. Quindi per non parlare dei problemi al Beccaria, no? A Milano, dei problemi che abbiamo avuto al Beccaria, addirittura dove la posizione di Don Burgio e di alcuni educatori è stata addirittura messa sotto accusa, cioè loro alla fine fanno il loro mestiere, no? Cercano di recuperare questi ragazzi. Ovvio che tu cosa sai del Beccaria? No, anche perché io te lo dico in maniera molto onesta, anche perché semplice parlare da dietro la scrivania, molto semplice, da parte in tutti i contesti, capito? Invece bisognerebbe toccare con mano, bisognerebbe andare. Beccaria ha dei progetti educativi, il teatro, ha una serie di progetti proprio di lavoro, che non è la psicoterapia canonica, perché questi ragazzi non sono pronti ad affrontare la psicoterapia canonica, ma lo dobbiamo dire, gli operatori, diciamocelo fuori dai denti, fanno un lavoro enorme con le risorse che hanno, esagerato. Che poi arrivi qualcuno da fuori che commenti in maniera più o meno, io dico sempre che criticare è molto semplice, dare una soluzione a un problema esistente forse sarebbe molto più utile rispetto al criticare gli operatori che da anni, perché tu hai citato ovviamente Don Burgio, è il pilastro all'interno del Beccaria, di ragazzi ne ha visti più di tutti noi messi insieme, e vede quelle fragilità personali, familiari, che è difficile intercettare. Noi ne parliamo un po' per sentito dire, lui c'ha a che fare tutti i giorni, tutte le ore, di tutti i mesi dell'anno, quindi io provo un grande rispetto nei confronti del lavoro delle persone che lavorano all'interno delle carceri minorili soprattutto. Sì, che non sono come mare fuori, come molti ragazzi credono. Infatti spesso vi dico, guardate che il carcere minorile non è come quello che vedete in televisione, ma è qualcosa di molto più duro e molto più serio. E speriamo. E con una responsabilità grande, perché mentre sai, non so come dire, la condanna di un quarantenne, non che sia sminuita, però la riabilitazione di un quarantenne secondo me su un educatore ha un peso magari diverso rispetto a una riabilitazione di un ragazzino di 16 anni che ha ancora tutta la vita davanti e sulla quale giustamente l'intervento efficace potrebbe veramente svoltare la vita a questo ragazzo. L'intervento fatto male, l'intervento che non riesce a sfondare questo muro che spesso i ragazzi ti mettono davanti, fa sì che un ragazzo delinquente possa poi compiere e avere una carriera delinquenziale che lo porterà poi a morire all'interno di un carcere o comunque in situazioni delinquenziali. Quindi gli operatori che lavorano con i minori hanno ancora, secondo me, una responsabilità ancora più grande. Infatti. Senti, vabbè, 2 battute su Garlasco, visto che ci troviamo. No, abbiamo appena sentito il maresciallo Marchetto, così abbiamo fatto una chiacchierata.
No, due battute più che altro chiedo a te dal punto di vista anche un po' psicologico. Mi sembra che ci sia un po' un cortocircuito, questa guerra tra le difese, ma soprattutto questo arroccarsi dietro certe posizioni, insomma, della famiglia Poggi, che insiste nel voler riprocessare alla fine un condannato in via definitiva che per il principio del bis in idem non può essere riprocessato. Tu cosa pensi di questo atteggiamento? Allora, io con te ho sempre raccontato e ho sempre, passami il termine, un po' dato quella giustificazione psicologica alla famiglia Poggi. Cioè la mia posizione, e lo sai benissimo da mesi, è la famiglia Poggi cerca di essere arroccata, cerca di essere stretta, forte di questa condanna perché, non so come dire, vuole sentirsi sicura di aver dato pace e aver dato un punto di fine alla fine della loro figlia. E io ho sempre detto in tutte le trasmissioni, ho sempre detto questa è la cosa sulla quale non posso colpevolizzare la famiglia Poggi. Devo essere onesta, non mi piace mai, tornare sulla posizione o rivederla. Non ho trovato coerente con con la mia spiegazione psicologica del loro atteggiamento l'ultima scelta che hanno fatto ecco, lì no. Cioè lì non ho, allora mi voglio arroccare, mi voglio trincerare dietro al Stasi è colpevole, quello è l'assassino di mia figlia, appunto, tra virgolette, tappo le orecchie, non voglio sentire nessuno, poteva starci psicologicamente. Cioè è una situazione di negazione di qualsiasi altra informazione. Però ma per che io consulenze, così. Che io invece non stia zitto dicendo questa è la mia posizione, non mi smuovo da qui, in maniera magari anche un po' ottusa, tanti hanno detto, ma il fatto che nell'ultima posizione invece si siano mossi invece non so come dire, a voler invece difendere sempre, cioè questa l'ho trovato una posizione che è un po' discostante rispetto all'analisi che avevo fatto io, non conoscendole ovviamente, quindi un'analisi tramite le informazioni dei media, però è molto lontana dall'idea di negazione di un altro colpevole. Qui invece proprio sembra che stiano difendendo, che siano non la parte l'hanno proprio detto, ma la difesa. l'ha detto un avvocato, lo so. Ho sentito che hanno proprio detto che vi state muovendo per la difesa adesso ovviamente ti ripeto, si può tornare indietro, si può anche rivedere alcune posizioni, però ecco, mi è sembrata una posizione piuttosto strana e poco coerente con il desiderio di una famiglia di comunque mettere un punto e una verità. Poi io non so come dire, avrei pensato, secondo me è colpevole lui, datemi le prove che ci sia qualcun altro di colpevole, va bene, ci poteva anche stare. E no, qui invece sono loro che vanno assolutamente a difesa di un ipotetico indagato, perché questa poi è la realtà dei fatti. Una posizione psicologicamente, quindi ovviamente non giuridicamente, questo non è il mio pezzo, però molto, molto lontana da quello che era il mio pensiero iniziale su questa vicenda. Bene, ti ringrazio tantissimo e volevo ricordare ai radioascoltatori, se hanno voglia, è in uscita la nuova puntata del nostro podcast Vite Private che racconta una storia incredibile e ci sarà anche Mioli Chung con noi, per cui se avete voglia poi su Spotify penso domani esca, quindi potete ascoltare Vite Private. Lo ascolteremo tutti, assolutamente sì, Laura. Grazie. Invece sul mio canale YouTube, mille. La Zia in Giallo, pubblico un'intervista a Giada Bocellari assolutamente esclusiva. Alla prossima puntata. Ciao. Avete ascoltato Giallo Radio Club.